Napoli meravigliao e il laziale se ne è preso 5 a Sambau, anzi è stato Maradona, Insigne, Mertens e Politano e poi si mette pure Victor Osimhen, 5 Babau, a Casau, laziale non c'hai capito un cazzau. E io sto godendo come un ricciau allo stadio di Armando Maradau. Maronna, Vagliupa, buonasera a tutti amici da Napoli all'87. Maradau, meraviglioso. Non c'hai capito niente, la Laziale, non c'hai capito niente. Che Napoli meraviglioso, Insigne ragazzi, Insigne questa stagione ragazzi è pazzesco il nostro capitano. Calcio di rigore, gol, 15esimo, 16esimo gol stagionale ragazzi. Ma che campionato sta facendo? Non solo il leader, il capitano della nostra squadra, ragazzi, ma lo vedi variare da tutte le parti del campo e segnare in continuità. Isai è uscito pazzo stasera, Isai. Ha fatto il Maradona su quella fascia, Isai. Ragazzi, Isai è arrivato fino all'area di rigore, gli mancava solo il gol, un paio di volte l'ha visto scendere tutta la fascia, gli è mancato solo il gol e lo scarico che ha fatto per Insigne per il gol. Vabbè, che faccio dici, che vuol dire che fa? Poi grazie Milinkovic, Savic, sì, fai un grande gol su punizione, però pure Meret lì che la sbuccia un po', vabbè, lasciamo perdere, ma grazie per l'inizio, il fallaccio che hai fatto su Manolas e ci hai fatto aprire la partita che Insigne ancora una volta il grande capitano non sbaglia calci di rigori, oltre al gol che ha fatto dove Yusai ha fatto assist, ha segnato pure il calcio di rigore. Poi Zelinski ragazzi, Zelinski, vogliamo parlare di Zelinski ragazzi, che giocatore, che è immenso Zelinski, il pallone che dà Mertens è altrettanto bello, il gol di Ciruzzo ragazzi, che ci ha abituato a fare gol con questa Lazio ragazzi. Vi ricordate il gol stupendo che fece da fuori area dove la mise? Non solo col Torino ma anche la Lazio fece un gol del genere. Ragazzi, stasera è andata a vote. Andate a vedere la live, anzi, che non vi ho detto. Ho fatto la live di Napoli-Lazio, andate a guardarla. Ragazzi, ho detto, Ciruzzi segna stasera e fa un grande gol. E così è stato, ci ha azzeccato in pieno. Ha segnato e ha fatto pure un grande gol. E poi, ragazzi, la ciliegina sulla torta, oltre che al gol di Politano, che ha fatto una grandissima partita, tra i migliori in campo, Politano ancora una volta, ragazzi, che giocatore, Politamos, io ti amo, perché sei forte, che cazzo di partita ha fatto, Fares non ci ha capito niente, l'ha fatto imbriacare, non ha fatto capire niente, grande partita e gol per Politano, ma non solo ragazzi, la ciliegina sulla torta è Victor Osimhen che sforna la porta, Reina lo può solo guardare, che cazzim e che tiro che ha fatto, che bomba, Victor Osimhen tira la bomba, Victor Osimhen tira la bomba, mamma mia, si gode, 5 manita, 5 pallone da Marat, Lazio, 5, ragazzi, la Lazio comunque nel secondo tempo ci ha messo un po' di pressione, è riuscita a riaprire, ragazzi, però ecco, se vogliamo trovare qualcosa di brutto a questo Napoli, che una volta che aveva il vantaggio pesante sul 4-0, ragazzi, alla Lazio sono bastati 5 minuti per pigliare 2 gol, sembra la solita cazzata. 5 minuti per prendere 2 gol, 5 minuti come i 5 gol che abbiamo fatto alla Lazio, sì, però ci sono bastati quelli lì per far sì che ha aperto la partita la Lazio, per dire aperto, perché secondo me era già finita sul 4-0. Comunque facciamo segnare Immobile sul calcio di rigore per un'ingenuità, ora non mi ricordo chi aveva fatto fallo, insomma, segna Immobile sul rigore. E poi ragazzi, riapre Milinkovic sul 2-4, ma è finita praticamente la partita. Poi entra Osimhen che firma il 5-2 e ce la portiamo a casa, ragazzi. Grande Napoli, grande prestazione. Di Lorenzo un po' sottotono, mi aspettavo un po' di più. Ecco, in difesa non mi è piaciuto tanto, in fase difensiva, anche in fase offensiva. Yusai un demonio stasera, ha fatto una grande partita. Così come Manolas, che poi si becca pure la manata in faccia. Però se non mi sbaglio non so chi crea il calcio di rigore, scusatemi ragazzi sull'episodio, magari mi sia sfuggito, ho visto che era rigore per la Lazio, però mi è sfuggito un po' l'episodio del rigore. Comunque Manolas è lo stesso, Koulibaly hanno fatto una grande partita, Koulibaly un muro difensivo, che vuol dire che fa, è tornato ai suoi livelli. Ecco, quando hai a disposizione tutta rosa è tutta un'altra cosa, fa pure la rima.
Bakayoko oggi ha giocato bene, ragazzi, ha giocato bene, non ha fatto un partitone chissà come, ma ha giocato bene, il suo l'ha fatto, ogni tanto perdeva chi lo pallone come è abituato a fare, Fabio Ruiz ha fatto il suo lavoro per bene, Zielinski è qualità, è immensa qualità, ragazzi, pallone per il gol di Mertens, giocate destra e sinistra, ha fatto andare in diritto un centrocampo, era la Lazio, non ci ha capito niente, proprio niente, non ci hanno capito, e poi la fase offensiva, ragazzi, Mertens ha fatto bene, a parte qualche pallone perso, però poi ha fatto bene, ha fatto un grande gol, niente, ha dato il pallone per il primo gol di Insigne, insomma Mertens ha fatto bene, Insigne ha fatto altrettanto bene, così come Politano, la fase offensiva benissimo, basta guardare anche i 5 gol hanno fatto, 5 palloni. Niente, fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma se ancora non l'avete fatto, voglio, e che aspettate, ragazzi, iscrivetevi al canale di Napoliello 87. Lazio, c'è un'aquila schiacciata, Lazio, chi l'ha schiacciata? Un Napoli, c'era 5 palloni, schio 5, Lazio. E con questo è tutto, buona serata a tutti, anzi, buonanotte a tutti amici, da Napoliello 87 e come sempre, voglio, forza Napolessa!